Classe 1990, Laura Strati vive a metà strada tra Madrid, città che l'ha adottata, e la provincia di Vicenza, dove è nata e cresciuta, ed è una campionessa italiana di salto in lungo. Io sono nata a Bassano del Grappa, ho vissuto per 26 anni della mia vita a Cassola, quindi sono una vicentina doc, e sono un atleta della nazionale di atletica leggera e la mia specialità è il salto in lungo. Quindi sto dedicando la maggior parte del tempo della mia vita a quello in questo momento, però siccome ho studiato anche molto, ho 2 lauree, prima in mediazione linguistica e la seconda in relazioni internazionali, mi dedico anche saltuariamente a delle traduzioni. In questo momento sto vivendo a Madrid, in Spagna, e mi sono trasferita 2 anni e mezzo fa, per motivi personali ma motivi anche sportivi, e lì diciamo che ho trovato un po' il mio equilibrio e fino alle Olimpiadi di Tokyo la preparazione atletica la farò in Spagna. Ho iniziato a praticare l'atletica leggera quando avevo 8 anni e adesso ne ho 28, quindi sono 20 anni che sono dentro questo mondo. E ho iniziato perché facendo le prime gare scolastiche vedevo che ero discretamente brava e poi avevo un campo d'atletica vicino a casa, quindi era anche facile andarsi ad allenare e comunque vivere, respirare quell'atmosfera. E i miei genitori, in collaborazione con l'istituto comprensivo scolastico di Cassola, che era davanti alla pista di atletica, hanno fondato la società in cui sono cresciuta, che è il GS Marconi Cassola, e da lì quindi è stato poi da cosa nasce cosa, ho continuato a allenarmi lì. L'atletica è bella perché è fatta da diverse specialità e ognuno, dal mio punto di vista, nell'atletica può trovare un po' la sua strada, e si dice che in atletica non si farà mai panchina, ed è vero. Io ho scelto il salto in lungo, o meglio il salto in lungo ha scelto me in qualche modo, perché sono veloce, sono potente e ho voglia di volare, quindi sostanzialmente queste tre cose sono alla base del salto in lungo. È vero che a livello mediatico si parla molto, per esempio alle Olimpiadi si parla molto di velocità, più che altro di gare lunghe, di mezzo fondo e di fondo, la maratona. È vero che hanno più visibilità rispetto al salto in lungo, però per me il mondo dei salti è un mondo spettacolare, nel senso che prendiamo la rincorsa e cerchiamo di superarci sempre, andare sempre più in là, più in là, più in là, e anche visivamente il pubblico si rende conto di quando uno fa un buon salto, mentre magari non si rende conto di quando uno corre più veloce, un centesimo più veloce rispetto a prima. Per cui ecco, secondo me è un mondo da valorizzare e a cui dare più visibilità. La vita a Madrid è una vita tipica da grande città, quindi c'è un sacco di gente, un sacco di turisti, e questo può essere un po' un contro dal mio punto di vista, perché è difficile muoversi quando ci si vuole un po' un attimo rilassare, fare un giro in centro. È difficile, ecco, trovare un centro un po' sgombro, però è una città bellissima dall'altro punto, sotto un altro aspetto, e a me personalmente l'architettura di Madrid piace molto, questi stradoni lunghi, palazzoni grandi, è bella proprio. E quindi io ho trovato un po' un mio equilibrio lì, e mi alleno in un grande centro federale, a seguito di un accordo, diciamo, tra Federazione Italiana di Atletica e Federazione Spagnola di Atletica, che sono amiche, e quindi ho il permesso di allenarmi in questo centro federale, ho i requisiti, quindi questo centro federale ha pista interna, pista esterna, strutture di fisioterapia, strutture mediche, quindi un atleta lì può essere seguito molto bene. E poi la vita da metropoli, da grande città, è bella anche perché secondo me offre molto dal punto di vista formativo e lavorativo. È chiaro che la competenza è alta, però se uno cerca opportunità formative lì le trova. Io ho iniziato lì facendo uno stage in Camera di Commercio, la Camera di Commercio italiana per la Spagna, ed è stata un'esperienza bellissima per me. E poi sto continuando a formarmi dal punto di vista linguistico, perché è un po' il mio percorso di studi, è sempre stato quello, e sto facendo delle certificazioni di lingua e faccio delle traduzioni, e quindi da questo punto di vista la città offre. Un contro potrebbe essere il fatto che non ho la mia famiglia, non ho i miei amici lì, i miei amici di tutta la vita, e questo un po' a volte mi fa sentire
tra virgolette sola, perché ho dovuto comunque ricominciare una vita da zero alla fine, però ce la sto facendo. Dal punto di vista lavorativo, io credo che viene data ancora tanta visibilità agli uomini. Non ho conoscenza riguardo a discriminazioni contrattuali, per esempio se gli uomini prendono di più o di meno. Dipende anche molto dalla gente, dal tuo rappresentante, perché molti di noi hanno un manager e quindi dipende anche dal potere contrattuale di questo manager. Però so che per esempio nel mondo dello sport post carriera sportiva, quindi se magari una donna vuole dedicarsi a attività di giornalismo o di cronaca eccetera, come cronista, sì, lì ho sentito storie di differenze salariali molto importanti e quindi questo ovviamente non è una tendenza che va supportata, anzi. Nonostante io viva in Spagna, ho mantenuto un forte legame ovviamente con la mia terra italiana e con la provincia di Vicenza, perché la mia società dal 2010 è Atletica Vicentina, che è una società di atletica leggera la cui sede è proprio la provincia di Vicenza. Devo molto a Atletica Vicentina perché mi ha sempre supportata, mi ha sempre appoggiata, eccetera. E quindi ci tengo sempre a sottolineare questo fatto, a questa mia caratteristica, nel senso che faccio parte di una grande famiglia vicentina da cui è difficile separarsi e nonostante i chilometri di lontananza che mi separano dall'Italia ci tengo a mantenere questo legame. Quest'anno gli impegni sportivi sono tanti. A fine luglio avrò i campionati italiani assoluti, dove tenterò di vincere il mio 7° titolo italiano assoluto. A metà agosto poi avremo la Coppa Europa, che è una gara a squadre per nazioni, e quindi punterò a rappresentare l'Italia anche in quell'occasione. E l'appuntamento più importante sarà a fine settembre, inizio ottobre, con i campionati mondiali di Doha, che sarebbero i miei secondi mondiali dopo quelli di Londra del 2017, e quindi questi sono gli appuntamenti più importanti della stagione.